I numeri delle vittime della strada restano alti, 310 morti in Veneto e oltre 3.000 in Italia nel 2023. Le principali cause sono distrazione alla guida e l'assunzione di alcol o droghe. Contro questa continua strage, l'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, insieme alla Proloco di Martellago e all'amministrazione comunale, hanno allestito in piazza 4 novembre a Maerne un'installazione shock, un'auto incidentata con una bicicletta schiacciata e la sagoma di una donna sotto un lenzuolo, con messaggi come "correvo troppo" ed "ero ubriaco". È la campagna Ricordare per cambiare e basta fiori sull'asfalto. Solo nel 2023 ho perso 3 concittadini per incidenti stradali in moto. Nel 2024, qui a giugno, un altro signore di 61 anni che tornava da Venezia da lavoro, però quello che è rimasto più impresso è stato nel 2020, quando a dicembre ha perso la vita Nicolas di 17 anni. E noi come amministratori, ma anche come cittadini, dobbiamo fare di tutto per evitare queste stragi, per i familiari e per i morti che non ci sono più. L'installazione ha suscitato polemiche sul finto cadavere nei pressi della scuola per l'infanzia situata nella piazza. Tuttavia, la Proloco ha difeso la scelta, sottolineando l'importanza di sensibilizzare la comunità sulla sicurezza stradale. Ai bambini bisogna spiegare con le dovute cautele e ho visto che i bambini capiscono e reagiscono in maniera positiva a questo. Anche il sindaco ha difeso la scelta dell'installazione. È un asilo, sì, sono bambini dai 2 ai 4 anni, quindi vengono accompagnati dai genitori e il genitore ha anche il compito di spiegare ai propri figli l'installazione. Questo era l'obiettivo. E ricordo che qui siamo su una piazza pubblica, dove abbiamo una biblioteca dove entrano più di centinaia di persone, soprattutto ragazzi sopra i 18 anni che sono neopantettati, sono i primi che devono capire l'importanza di questa installazione. Giancarlo Marigo, padre del piccolo Andrea, morto a 11 anni in un incidente in bicicletta l'anno scorso a Campocroce di Milano, ha condiviso il suo dolore e l'importanza della prevenzione. La nostra famiglia è stata sconvolta da questa tragedia e noi vorremmo che non capitasse più a nessuno